Siamo in compagnia di due Marco. Da un lato abbiamo il presidente Ais Veneto Marco Aldegheri, dall'altro abbiamo il vincitore del concorso che ha decretato il miglior sommelier del Veneto annata 2016. Marco? Scandoliero. Non è una cosa da poco, lei è reduce dalla nomina che c'è appena stata. Ci può dare una sua recensione a questa esperienza? Beh, l'esperienza è sicuramente molto positiva, intanto è stata una bellissima giornata per stare, c'è chi mi ha permesso di stare insieme a molti colleghi, di vedere persone che non vedevo da tempo e anche magari di conoscenza, diciamo, perché alla fine c'è sempre qualcosa da portare a casa da questa esperienza anche a livello culturale, quindi direi che voto 10 e lode sia all'organizzazione sia alla giornata in sé. E com'è essere il miglior sommelier del Veneto? Magari domani mi chiedi, perché adesso in questo momento devo ancora rendermi conto, nel senso io ho fatto quello che cerco tutte le sere di fare nel ristorante di famiglia a Roverchiara e adesso mi sono trovato un po' catapultato insomma in questo mondo del concorso e poi ho vinto subito a prima prova, quindi magari domani mi renderò... Sottolineiamolo. Sì, magari domani mi renderò un attimino più conto di quanto è stato bravo e di quanto è stato fortunato. Intanto la lasciamo decantare, chiediamo al Presidente. Presidente, com'è questa annata del concorso, l'annata 2016? Beh, direi intanto un'annata piena di giovani, perché dei 20 concorrenti che sono arrivati in finale, parecchie quote rosa, devo dire la verità, e un'età media direi bassa, insomma, quindi questo è già un segnale piuttosto significativo per quello che è la capacità di Ais Veneto di esprimersi anche su questo tipo di palcoscenico, diciamo. La capacità comunicativa di Ais Veneto soprattutto, perché i giovani vengono avvicinati al vino anche a livello di formazione, non solo di piacere. Sì, in assoluto ce lo diciamo sempre un po' che l'attività del sommelier è fondamentalmente legata all'attività della comunicazione. Il concorso è un concorso di categoria, decisamente di categoria. Per il grande pubblico può sembrare, come dire, una piccola tortura con alcuni cavilli abbastanza inspiegabili per certi versi. In realtà è anche una grandissima prova di comunicazione dove i concorrenti riescono a mettersi in gioco e a provare l'ebbrezza letteralmente del confrontarsi di fronte a una platea. Quindi, se vogliamo, l'esasperazione della capacità di saper comunicare in un contesto che è anche molto qualificato. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing for it. Gli orizzonti che si apriranno al miglior sommelier del Veneto 2016 quali saranno a livello concorsuale? Beh, diciamo che per definizione il vincitore del concorso miglior sommelier del Veneto accede di diritto alla finale del miglior sommelier d'Italia. In questi recentissimi anni abbiamo avuto la fortuna di portare a casa dopo qualche decennio un titolo nazionale con Ottavio Vendito, per cui crediamo di iniziare a poterci giocare le carte che abbiamo a disposizione. Diventano contesti di altissimo livello dove le selezioni regionali cominciano, come dire, a trovare spazi di ulteriore rilancio. Direi che prima ancora di arrivare in quelle situazioni il concorso per tutti i finalisti, un po' per tutti i concorrenti, sono soprattutto una grande palestra grazie alla quale poi mettersi in gioco nelle proprie realtà locali. Tutte le delegazioni provinciali in maniera abbastanza scontata quasi riescono a trarre grande beneficio da queste attività, perché poi da quel momento in poi avranno sul serio la possibilità di contare su figure che hanno saputo sul campo mettersi in gioco. Figure che si sono messe in gioco come appunto il nostro miglior sommelier del Veneto. Ci lasci con un detto sul vino che rappresenta magari il suo stato d'animo di adesso. Gioia. Il vino è sicuramente gioia perché, come diceva poc'anzi Marco, per troppi anni
sia portata avanti la credenza, forse più o meno fondata, che se il vino sia una cosa elitaria. Invece il vino è una cosa popolare, il vino è proprio fatto per portare gioia e per avvicinare le persone, e quindi ha questa grande capacità, oltre di comunicare a chi ti sta di fronte, soprattutto di comunicare a chi ti sta accanto, e quindi veramente con il vino c'è la possibilità di raccontare un territorio. Io nel vino vedo veramente gioia e voglia di stare insieme, e quindi la definizione che io in questo momento ho pensando al vino è gioia, semplicemente. Nel futuro prossimo invece che cosa ci aspetta? Beh, quest'anno il concorso Miglior Sommelier del Veneto arriva nella settimana entrante di Vinitaly, non per caso. Abbiamo volutamente cercato di mettere a punto questa iniziativa per iniziare anche ad accendere i riflettori su questo titolo e su quello che rappresenta. Per cui tra pochissimi giorni saremo impegnati fino al collo nelle tante situazioni che sono legate al grande salone nazionale di Vinitaly. Avremo la possibilità di rincontrare il vincitore e i finalisti, avremo la possibilità di toccare con mano le capacità di comunicazione dei finalisti, ma dei tanti sommelier che quotidianamente si dedicano a questa attività. Bene, quindi con questo meraviglioso messaggio vi congediamo e ringraziamo per essere stati qui in nostra compagnia.